Amici sportivi, ben ritrovati con un'altra puntata di Pianeta MSP. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con le classifiche finali della Serie A2 e della Serie B e con la 18ª giornata siamo arrivati al capolinea anche per la massima serie. Infatti, se già da giorni sapevamo chi si sarebbe posizionato al primo posto, ovvero il New Tartan nel girone A e il Transilvania nel girone B, adesso abbiamo le classifiche complete. Infatti al secondo posto nel primo girone c'è il Futsal Veroma, invece al terzo posto è salito il BVP. Nel secondo girone invece il secondo posto è tutto del Five Futsal, che questa settimana però ha perso contro gli ultimi classificati, ovvero i Liverpolli. Terzo posto invece del Corvinul Unedoara. Ma tutto questo ve lo racconteremo nel dettaglio partita per partita, prima però una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili, dal 1968 arredamenti delle migliori marche. La zona giorno, con divani e pareti attrezzate, la cucina, moderna o classica, completa dei migliori elettrodomestici. La zona notte, dove la comodità va a braccetto con stile e funzionalità. Per tutta la casa, scegli Ostilio Mobili, dal progetto alla realtà. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. Diciottesima giornata. A1 Girone A. Dopo aver concluso il cammino della Serie A2 e B, questa settimana è arrivato l'ultimo turno anche della Serie A1, di cui conoscevamo già entrambi i vincitori, ma mancavano tutti gli altri verdetti. Al primo posto il New Tartan è rimasto fermo ai box, forte del suo vantaggio sugli inseguitori. Primo tra questi è il Futsal Veroma, che in questa 18ª giornata ha vinto la sfida con gli Smigolè per 6-4. Da segnalare sicuramente la tripletta vincente di Bertuzzi e il fatto che il Veroma è riuscito a vincere senza nemmeno un cambio in panchina. E al terzo posto è salito il BVP, che ha vinto l'8ª gara stagionale contro l'Ottica Love. Il punteggio finale della sfida è stato 11-6 e questo ha comportato l'esclusione a sorpresa dell'Ottica Love dai play-off, ma anzi dovrà cercare di mantenere la categoria attraverso i play-out. A nulla sono infatti servite le 4 reti di Nardo, anche perché nel BVP sono arrivate le triplette di Mascalzoni e Castagna. Con questo successo il BVP è riuscito a superare il Noi Team Elettrolaser, che è passato da papabile vincitore del girone a quarto in classifica. E anche in questo ultimo turno si è vista la scarsa forma di questo finale di stagione, contro un Egas che invece si è giocato il tutto per evitare la retrocessione diretta dell'ultimo posto. Il match, che si è tenuto al centro sportivo De Stefani, è terminato sul 5-3 a favore di un Egas che è così riuscito a lasciare proprio all'ultimo respiro il fondo della classifica e a guadagnarsi un posto ai prossimi play-out. Scende direttamente in Serie B invece il Timber Times, che ha ceduto il passo ai Red Devils, che hanno vinto l'incontro per 3-0 a tavolino. Alla luce di questo punteggio i Red Devils sono riusciti a mantenere il sesto posto, l'ultimo utile per i play-off. Il Timber Times invece è stato raggiunto dall'Egas, che però ha gli scontri diretti a favore e quindi è ufficialmente retrocesso in Serie A2. A1 Girone B.
Anche il secondo girone di Serie A1 è arrivato al capitolo conclusivo. Già da 7 giorni il Transilvania si era guadagnato il primo posto, con 5 punti di vantaggio sul secondo posto, e quindi ha potuto godersi questo turno di riposo senza correre alcun rischio. I secondi del Five Futsal non hanno però ricucito parte dello svantaggio, perché sono andati incontro a una sconfitta tutt'altro che prevedibile contro i Liverpolli per 3-2. Questo successo però è tardivo per l'ultima in classifica, che non è riuscita a migliorare la propria posizione e quindi è retrocessa direttamente in Serie A2 senza passare dai play-out. Doppietta vincente per Vighini, inutile invece quella di Asport. Al terzo posto già da qualche settimana troviamo poi il Corvinul Hunedoara. In questa settimana è impegnato nella complicata sfida contro la Piazzetta Store, impegnata invece nel rimanere tra le prime 6. L'incontro si è disputato presso il Paganini Center ed è terminato sul pareggio per 5-5 e il miglior marcatore della serata è stato Toma, che ha realizzato 4 dei 5 centri del suo Corvinul. Questo punticino però è bastato alla Piazzetta Store per arrivare sesta ed entrare nel lotto delle squadre che disputeranno i prossimi playoff. A farne le spese è stato il Valaia, a cui serviva per forza una vittoria contro i quarti dell'Unione, ma che invece sono stati costretti sul pareggio per 4-4. Serviva invece una sola vittoria al Valaia per poter entrare tra le prime 6, ma invece il Valaia, che l'anno scorso ai playoff era arrivato addirittura in semifinale, quest'anno dovrà guadagnarsi la salvezza nel tortuoso cammino dei play-out. C'è stata una doppietta per parte e gli autori sono stati El Alawi e Tulbure. Sospiro di sollievo quindi per i Rangers Lugagnano, che si sono stati sconfitti dalla Cigè Polisportiva Pedemonte per 3-1, ma nonostante quelli della Cigè sapessero già che non si sarebbero potuti qualificare ai playoff, la vittoria dei Liverpolli ha reso necessario questo successo per non retrocedere direttamente in Serie A2. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. E dalla 18ª giornata questo è davvero tutto. Noi vi aspettiamo sempre su questi schermi tra 7 giorni per tutte le novità di Pianeta MSP Verona.